Nuova rissa tra stranieri nella serata di martedì 30 luglio nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Cividale del Friuli. Poco dopo le 21 una decina di ragazzi hanno iniziato a lanciarsi oggetti venendo alle mani. Nella colluttazione un giovane è stato violentemente colpito alla schiena da un coetaneo con un potente calcio da stenderlo a terra. Alla guerriglia urbana, spettatori involontari, alcuni passanti e gli avventori dei locali. Non contenti hanno continuato la loro azione attorno al cantiere che in questo periodo interessa il palazzo dell'ex capolinea dei treni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle loro identità e il personale infermieristico sanitario per curare i feriti. Sono confrontata con la pattuglia dei carabinieri che erano lì presenti, alla fin fine c'è stata una lite tra di loro, però ovviamente questi ragazzi creano un po' anche di timore nei confronti della cittadinanza ed è un peccato che la tranquillità di una città venga disturbata da dei ragazzi che non si comportano in maniera corretta. Proprio stamattina ho inviato una lettera perché i carabinieri mi hanno detto che i ragazzi erano ospiti al Civifam, di conseguenza ho mandato una lettera indirizzata alla direttrice e al presidente chiedendo ovviamente di prendere tutte le misure necessarie per evitare che questi episodi si ripresentino. Episodi che comunque ieri è stato più eclatante, però i cittadini segnalano, coloro i quali soprattutto vivono in zona, che questi momenti e queste urla, questi atteggiamenti non corretti dopo un certo orario, ma comunque nell'arco della giornata anche, si verificano piuttosto spesso. Noi li accogliamo, sono ragazzi che appunto seguono un determinato percorso, però come noi rispettiamo loro, loro devono rispettare noi. Quindi assolutamente per me è importante che venga veramente fatta chiarezza su un tanto, cercherò di contattare anche il prefetto perché queste cose non debbano più ripetersi.